Amici sportivi di Atletici, un saluto da Enrico Pigato, siamo allo stadio comunale Lusetti di Castiglione delle Stiviere dove oggi va in onda il big match di giornata tra Castiglione e Bassano Virtus. Un Bassano che, come già anticipava mister Rastelli in settimana, è completamente rivoluzionato, si cambia, si passa dal modulo 5-3-2 al 4-3-3, Correa rimane in panchina, Gasparello addirittura va in tribuna, in campo vediamo Ferretti, vediamo Maestrello e vediamo Zanella al centro della difesa. Oggi sarà una partita molto importante, infatti il Bassano deve cercare il riscatto per trovare punti che lo portino ad avvicinarsi alla testa della classifica, mentre invece il Castiglione siamo convinti che si possa accontentare di un pareggio, ma è una squadra molto temibile perché gioca di ripartenza, quindi attende molto l'avversario per poi colpirlo in contropiede, con il suo uomo migliore che è Ferrari. La prima occasione per i padroni di casa che al secondo minuto vanno subito al tiro con Faroni, ma è troppo debole Paracano. Al quinto minuto, su calcio di punizione sempre per il Castiglione, Sandrini butta in mezzo, Bertoli anticipa tutti, diventando la minaccia. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Ruffini raccoglie un pallone al limite dell'area, calcia un destro ma troppo debole Paracano. Al 19esimo si fa vedere anche il Bassano, Maestrella raccoglie un bel lancio, entra in area, tenta il sinistro ma colpisce male, palla fuori. Al 25esimo, occasionissimo Bassano, Berrettoni sulla fascia destra, semina gli avversari, cross in mezzo per Mattia Proietti che calcia bene ma di poco fuori. Cambio di fronte al 37esimo, occasione anche per il Castiglione, Ferrari raccoglie palla dopo un errore difensivo, Macano provvidenziale. Al 39esimo, da azione di calcio d'angolo, Ruffini si avventa di testa, anticipando tutti i difensori bassanesi, Macano compie un vero e proprio miracolo. 43esimo, altra occasione Bassano, Cartari, lancio da 25 metri, raccoglie Berrettoni che di sinistro calcia di prima intenzione, la palla lambisce l'incrocio dei pali. Un minuto dopo, altra occasionissima Bassano, Tommy Maestrello, ragazzo classe 93, ottima partita oggi, entra in area, al momento di tirare in porta, troppo altruista, passa in mezzo per Berrettoni che calcia male e a lato, azione sfumata. Comincia subito forte Bassano, al secondo minuto Daniele Ferretti sgattagliano in area saltando due difensori, cross in mezzo ma Maestrello viene anticipato dalla difesa, azione sventata. Quinto minuto, ancora Bassano che in questa fase del gioco cerca insistentemente il gol, Marcello Matteus dalla destra, cross in mezzo, Maestrello è un metro troppo avanti e colpisce male di testa. Al 37esimo minuto ancora Emanuele Berrettoni da fuori area calcia alto. Al 43esimo da una bella azione sulla sinistra, Correa subentrato a Maestrello vede libero Berrettoni al limite dell'area che calcia di prima intenzione ma para gli ali. L'ultima occasione capita sui piedi di Correa al 46esimo minuto, posizione congeniale per lui questa, da calcio di punizione, il suo sinistro però è troppo alto e si spegne sul fondo. Allo stadio Lusetti di Castiglione delle Stiviere finisce 0-0 una partita giocata intensamente dalle due squadre, un primo tempo dove il Castiglione ha cercato di portarsi in vantaggio, nel secondo tempo invece un Bassano che ha dominato, uno 0-0 che effettivamente pare giusto per due squadre che hanno grosse ambizioni di classifica. Si riparte la settimana prossima in casa contro il Mantova, un Mantova che oggi ha trovato la sconfitta, quindi una partita anche quella della settimana prossima che sarà molto interessante. Non era facile, quindi applauso ai ragazzi per questa partita e per questo risultato che per me quando muovi la classifica è sempre positivo. È stata una bella partita, soprattutto sotto l'aspetto tecnico, la setta divisa al primo tempo tra Castiglione e secondo tempo Bassano, tatticamente perfetta, quindi voi avete cercato di trovare il gol e Bassano vi ha fermati bene, il secondo tempo vi siete scambiati il ruolo praticamente. Sì, occasioni diciamo sono state più nel primo tempo, un paio noi, un paio loro, il secondo tempo è stata un pochettino più equilibrata, leggera supremazia soprattutto nel finale, nel momento in cui sono andati in campo giocatori rapidi e veloci, quindi e abili tecnicamente, parlo dei giocatori del Bassano nel tener palla davanti, però non siamo mai andati in eccessiva difficoltà. Ci siamo affrontati nella maniera giusta tutte e due le squadre, probabilmente ci siamo anche
confrontati anche sul piano tattico nella maniera giusta. Quanto incide poter giocare senza guardarsi dietro, nel senso che ormai il vostro obiettivo, l'ha detto lei, l'avete raggiunto, quindi a livello psicologico quanto incide questo? Allora, dico una cosa, i ragazzi non erano particolarmente felici a fine partita e quindi questo dimostra quanto questo gruppo ha voglia di fare bene. Erano contenti per il risultato, ma non ho visto l'esultanza che ho visto in altre gare, quindi questo dimostra che questo gruppo ha una grande mentalità vincente. Poi vedremo quello che sarà. L'importante è che entriamo in campo sempre con questo tipo di mentalità e questo atteggiamento. Le aspettative non bisogna alzarle troppo perché dopo, se non arrivi, possono riportare degli scossoni negativi. Quindi cerchiamo di viverla bene, con serenità, prepariamoci, cerchiamo di lavorare bene, di migliorare dove dobbiamo migliorare e poi affrontiamole tutte come abbiamo affrontato il Bassano. Mister Claudio Rastelli, aspettavamo risposte dal Bassano, non è arrivato il risultato, ma la partita è stata comunque giocata molto bene dai ragazzi. Sì, però non volevamo giocare soltanto una buona partita, volevamo cercare di fare il risultato pieno e avevamo creato anche i presupposti per poterlo fare. Abbiamo fatto una partita corta, una partita che attenta, però una squadra che deve recuperare, una squadra che deve riguadagnare posizioni in classifica, deve in qualche maniera provare a vincere queste partite. Noi abbiamo creato anche i presupposti per poterlo vincere e c'era il rammarico di non esserci riusciti, anche se giocavamo contro la prima classifica, è una squadra importante, una squadra che non dà mai possibilità agli altri di poter creare occasioni da gol, invece oggi non le abbiamo create, è una squadra che vuole recuperare e deve cercare di sfruttare queste occasioni che gli si creano. Abbiamo visto oggi tante novità, un cambio di modulo, è entrato Ferretti, è entrato Maestrello, Carteri, quindi novità importanti oggi. Ma come ho detto alla squadra, tante volte cambiare dà stimoli a chi è fuori, dà stimoli a chi fino ad oggi ha giocato e si sentiva titolare. Noi abbiamo una rosa ampia, una rosa che mi dà possibilità di poter anche cambiare sotto l'aspetto tattico. Siamo stati bravi a preparare la partita e bravi i giocatori a partecipare agli allenamenti, perché in questa maniera si possono creare i presupposti per far bene come abbiamo fatto oggi. Sì, c'è anche da dire che Castiglione oggi era perfettamente disposto in campo, ha cercato di chiudere tutti gli spazi, quindi un pareggio insomma, che lascia forse il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto. Pareggiare non è mai un delitto, specialmente se lo fai fuori casa e contro la prima in classifica, però credo che noi dovevamo in qualche maniera cercare di sfruttare quelle occasioni che ci sono create e che ci siamo creati con delle giocate da categoria superiore. Una squadra che deve recuperare deve cercare di fare più punti in queste partite. Noi dobbiamo essere molto più cinici, molto più determinati nelle occasioni che ci creiamo. Non possiamo sempre fare buone prestazioni e perdere, o buone prestazioni e pareggiare. Una squadra che vuole far punti, una squadra che vuole centrare degli obiettivi importanti deve avere anche la cattiveria e il cinismo per raggiungere le vittorie. Abbiamo visto fino al momento dell'infortunio un Ferretti particolarmente attivo, un peccato che poi si sia infortunato in quel modo. Sì, ma Daniele è un giocatore che non avevo dubbi che avrebbe fatto una buona prestazione. Lui è un giocatore che si impegna sempre in allenamento, è stato molto fuori, io ho parlato con lui spesso, mi dispiace lasciarlo fuori perché è un giocatore che dà tutto. L'aspetto tattico che avevamo intrapreso con una squadra schierata in una certa maniera lo teneva in disparte, ma non ho mai dubitato sulle qualità di questo ragazzo, sia tecniche sia temperamentali. Per cui è un premio che oggi si è meritato e ha fatto bene e si è fatto trovare pronto. È importante per tutti i giocatori farsi trovare pronti. Quindi potrebbe anche tornare utile se il modulo dovesse cambiare per altre partite. Tutti i giocatori si devono sentire importanti, tutti i giocatori si devono sentire pronti nel momento che vengono chiamati. Io come mentalità non sopporto chi si sente escluso e che non lotta per conquistarsi un posto. Ferretti è uno di questi, l'ha fatto alla grande e merita sempre di essere tenuto in considerazione. Daniele Ferretti, il tuo ritorno in campo oggi si è visto, è stato pesante, nel senso hai fatto una grande partita, non è bastato purtroppo. Sono contento perché mi sono allenato sempre bene, al massimo, dando tutto per questa squadra. Credo che oggi abbiamo fatto veramente una buona partita contro un avversario duro di categoria, non a caso hanno 43 punti e sono primi in classifica. Abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla, ma
siamo stati bravi soprattutto a non prendere gol e a fare una partita umile e a combattere su ogni pallone. Secondo te può pesare il fatto che nel doppio scontro con il Castiglione non c'è una vittoria, quindi magari alla fine lo scontro diretto potrebbe mancare? Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, continuare così come stiamo facendo, vivere la giornata e poi alla fine si fanno i conti. Oggi è presto parlare di scontri diretti o cose varie. Sì, tra l'altro oggi abbiamo visto un Bassano che si è sicuramente ripreso rispetto alle ultime partite, quindi si vede forse il lavoro appesantito fatto in settimana, si vede che c'è un qualcosa in più rispetto alle ultime 2 o 3 partite. Ma sì, non siamo stati, nelle ultime partite non è che siamo stati inferiori, anzi. Però oggi dai, abbiamo messo l'umiltà giusta che per questa categoria è fondamentale. Davide Carteri, sempre tanta grinta, tanto cuore, oggi è arrivato un pareggio contro una squadra che ormai non è più una novità. No, è arrivato un buon pareggio perché insomma loro sono primi con merito, noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo non le abbiamo concretizzate, però ci portiamo a casa questo punto e ci permette di lavorare con la giusta tranquillità, perché penso che giocando così i risultati prima o poi arriveranno, come continuano ad arrivare, ecco. Oggi il mister ha cambiato modulo, un 4-3-3, quindi è diverso dal solito 5-3-2. Come ti trovi meglio, col 4-3-3 o col 5-3-2? No, per me è indifferente, come abbiamo detto più volte, il modulo conta fino a un certo punto, quello che conta è l'atteggiamento di noi giocatori che scendiamo in campo, e poi anche quando giocavamo col 5-3-2 più volte abbiamo cambiato modulo nel corso della partita, quindi penso che sia solo una cosa positiva il fatto che riusciamo a giocare con moduli diversi. Un Bassano che sembra in ripresa dopo le ultime partite, quindi forse è il segnale che la vostra preparazione arriverà più a lungo, insomma, verso fine campionato. Sì, in ripresa, penso che l'unica partita che abbiamo un po' steccato è stata quella con Sant'Arcangelo in casa, che comunque l'abbiamo vinta. Le altre le abbiamo giocate bene e i risultati non sono arrivati a pieno. Adesso non vediamo l'ora di giocare domenica col Mantova per cercare di fare i 3 punti che ci mancano da un po' di tempo. Tommy Maestrello, grande partita. Oggi la palla più clamorosa è arrivata sui tuoi piedi che poi per troppo altruismo hai lasciato a qualche altro. Sì, io come primo pensiero è stato quello di tirare in porta. Poi ho alzato la testa con Vattinario, ho visto il BR che stava tagliando, ho pensato di darla a lui, poi comunque non si sa. Là sono questioni di attimi, non quello che ti passa per la testa fai, diciamo, niente. Un pareggio che comunque risulta buono contro un Castiglione che a questo punto sembra veramente determinato a cambiare il proprio obiettivo. Sì, il Castiglione ricordiamo primo in classifica, noi siamo venuti qua con l'umiltà di una squadra di metà classifica e volevamo però vincere alla fine perché 3 punti ci servivano oggi. Però comunque è stata una buona gara della squadra con cattiveria, con rabbia, ha mancato solo il gol e per il resto bene comunque. Abbiamo visto in settimana un lavoro importante fatto dal mister insieme a voi, quindi probabilmente mancava forse la concentrazione giusta per scendere in campo contro una squadra come quella del Castiglione. Ma noi siamo scesi in campo secondo me con la mentalità giusta. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo forse anche meritavamo forse un po' di più di loro, poi il gol non è arrivato e pazienza, adesso pensiamo già domenica prossima che c'è il Mantova, che è un'altra bella partita.